l'ultima ricetta. Cari amici, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Radio Chef. Allora siamo arrivati anche a una nuova estate, un'estate un po' diversa. Intanto buongiorno Maria in studio con me. Buongiorno Barbara, ben ritrovati a tutti qui a Radio Chef. Eh sì, un'estate diversa dal solito, Sì, diversa da quella a cui siamo abituati. Diversa da quella che abbiamo appena appunto salutato. A noi sembra appena, in realtà è già passato più di un mese. Ma questo caldo che si è protratto ci ha fatto rimanere un po' nel mood, ecco. Esatto, è vero, è proprio così perché siamo arrivati in quella che è cosiddetta l'estate di San Martino, in cui appunto le temperature sono più miti, ma la cosa secondo me anche più affascinante di questo periodo dell'anno è un po' il contrasto a volte tra queste giornate che, anche se sono più calde, spesso sono più grigie, ovviamente, con meno luce, però con i colori anche della natura e dell'autunno che effettivamente si mettono in evidenza in questo periodo, e poi sono quelli che seguiamo anche noi per decidere che cosa andremo a portare in tavola, perché sono quelli i colori giusti. Vero, sfumature e colori, ma anche la natura un po' che si risveglia e ci regala veramente tanti buoni prodotti, ed è per questo anche che andiamo a celebrarla. Poi vabbè, nell'antichità si festeggiava proprio per celebrare la fine dell'anno cosiddetto agricolo, quindi comunque portare in tavola prodotti che sono buoni in questo periodo, ma li scopriremo anche durante la nostra puntata, perché proprio le feste, le celebrazioni sono quelle giuste per scoprire anche i protagonisti di questa stagione, Barbara. Sì, infatti li andiamo a scoprire perché San Martino si parla anche di vino, non solo perché fa rima, ma anche perché è il momento in cui appunto si gusta finalmente il vino nuovo, si va nelle cantine, è finita la vendemmia, e noi ne parliamo proprio con il Movimento Turismo del Vino, che aspetta tutti proprio a San Martino con cantine aperte, e proprio per giocare, come vi abbiamo detto in apertura, su queste sfumature tra colori e accostamenti, in questo caso di vino e cibo. Intanto diamo il buongiorno e il benvenuto a Massimo Del Mestre. Ben ritrovato Massimo. Buongiorno a voi, buon lavoro ragazze. Allora Massimo, visto che noi siamo anche in diretta streaming video, devi avere qualcosina proprio davanti alla camera, giusto a lato, nel tuo lato destro. Sai che cosa? Deve essere un difetto del video, perché vedevo che c'è quest'ombra, mi metto un po' nell'angolo qua. Sì, ci accontenteremo. Sembra quasi un backstage, un po' un dietro le quinte. Un dietro le quinte di cantine aperte. Allora Massimo, noi invece siamo pronti per sentire soprattutto la tua voce, raccontarci quali e quanti saranno gli appuntamenti di questo fine settimana di San Martino. Si può dire che stiamo concludendo la lunga serie di eventi del Movimento Turismo del Vino, stiamo arrivando a fine anno, quindi c'è il Cantine Aperte d'autunno, così chiamato, e sono 40 le aziende delle nostre 93 associate, circa la metà partecipano a questo evento. Lo schema è un po' quello che avviene a maggio, cioè dal sabato e domenica dalle 10 alle 18:30 avvengono queste aperture delle nostre aziende. Ormai le aziende, i vignaioli hanno capito che di creare sempre più momenti emozionali, e quindi ci sono i vari abbinamenti gastronomici, così cibo e vino, ma ci sono anche altre iniziative legate un po' anche all'aspetto artistico. Va detto che l'evento d'autunno, no? Appunto l'estate di San Martino, è un po' più intimo, è un po' più caldo nel senso che non c'è un grande afflusso come quello di maggio, molte più persone, ma sono un po' più, quindi delle visite un po' più coinvolgenti. I visitatori vengono un po' più coccolati. E anche in questa occasione abbiamo le cene con i vignaioli, che sono di sabato sera, e quindi ecco che si cerca di andare ad abbinare, a fare un po' il resoconto di quello che è stata la vendemmia, e quindi cercare di legare il nostro abbinamento del vino con prodotti più del momento, più autunnali appunto. Quindi sarà un piacere poterli degustare questi prodotti. So che ci sarà anche l'abbinamento con i prodotti a marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia. Sì, ormai questa collaborazione è importante, anche perché il progetto regionale è importante, noi lo seguiamo sempre più
anche i nostri vignaioli stanno prendendo il bollino, come si dice, ma cerchiamo di andare a fare delle sinergie con i prodotti, appunto, con i prodotti e con la ristorazione che ha lo stesso marchio. È un progetto importante, lo appoggiamo, lo spingiamo, anche perché noi lavoriamo, i vignaioli lavorano proprio per dare un servizio di eccellenza verso al visitatore, verso all'enoturista. E devo dire che siamo soddisfatti perché finalmente, anche se c'è sempre stata questa volontà, ma adesso c'è molta più attenzione dei vignaioli proprio a creare queste esperienze. Ormai questo termine lo abbiamo capito, la nostra terra ha delle grandissime opportunità. È proprio una quindicina di giorni fa abbiamo festeggiato anche i 30 anni del Movimento Turismo del Vino e stiamo appunto lavorando proprio per migliorare sempre di più il servizio per chi visita le cantine. Ormai il visitatore, cioè questo prodotto turistico della fascia centrale, dove l'agroalimentare lo fa da primatore, ormai è un prodotto importante e guardando anche i dati di quest'anno positivi del turismo della nostra regione, possiamo dire che noi riusciamo a dare quel valore aggiunto, noi, potendo dire gli associati vignaioli, quel valore aggiunto che sempre di più serve a chi visita la nostra regione. Giusto per darvi un dato, il 50% di chi visita la nostra regione, ma anche è un dato italiano questo, il 50% vuole fare un'esperienza che sia balneare, montana, di cultura, ma vicino con l'opportunità di poter fare delle visite nelle cantine, nei prodotti, nelle attività che sviluppano l'agroalimentare. Ecco. Quindi il prodotto è partito e adesso dobbiamo solo continuare a fare bene e a prendere coscienza di che grande opportunità la nostra regione, che secondo noi non ha nulla da invidiare da nessun'altra regione italiana, ma anche fuori Italia. È giusto, hai ragione Massimo. Allora, noi ti chiediamo in chiusura, visto che San Martino è un appuntamento di cui approfittare anche per conoscere di più il mondo del vino, un piccolo vademecum che insomma i nostri ascoltatori a volte ci chiedono su come affrontare queste giornate, queste degustazioni, come prepararsi, come comportarsi. Ma il vademecum non è complicato, bisogna sempre ricordarsi che si entra a casa di qualcuno e quindi bisogna, come si dice, avere un po' di rispetto. Uno, due, cercare di ascoltare, perché le storie che raccontano i vignaioli sono sempre intanto sono sempre molto diverse, perché ognuno ha veramente qualche chicca, qualche aneddoto da raccontare. Poi è chiaro, avviene il momento quello divertente, quello della degustazione, al di là della visita delle cantine, quello della degustazione. Abbiamo capito che il visitatore sempre di più ha voglia di sapere, ha voglia di acculturarsi sul prodotto agroalimentare. Vi faccio un esempio: le cene con i vignaioli sono sempre sold out, perché con anche una quota stabilita che è molto importante, quindi chiarezza. Noi sul nostro portale abbiamo veramente le quotazioni, quindi è tutto molto chiaro, ma questo successo di questi eventi è dovuto che si ha chiarezza di quello che si andrà a degustare e si ha chiarezza di chi racconterà queste storie, questi abbinamenti gastronomici. E quindi il vademecum, fare le cose con attenzione e con un po' di come si dice, di educazione. Gli enoturista ormai lo hanno imparato. A volte mi piace dire questa cosa, che quando partì Cantine Aperte era il periodo, la festa dove andiamo a bere. Signori, non è più questo. Il turismo del vino è diventato un prodotto turistico di cultura e anche di chi ha volontà di investire nell'acquisto dei prodotti. Ci stiamo avvicinando al Natale, quindi
noi ricordiamo sempre, voglio anche ricordare che poi avremo cantina aperta a Natale, ma voglio ricordare che se noi pensiamo ai nostri cari, diamo dei regali del nostro prodotto, del nostro territorio, dei nostri prodotti, che sia il vino, che sia l'agroalimentare, si fa sempre una bella figura e si aiuta anche appunto chi si occupa di agricoltura nella nostra terra, nella nostra regione. Dici bene Massimo, una cosa insomma che a me piace ogni tanto fare perché sono appassionata, insomma mi piace conoscere i vini, se ne assaggio diversi, magari mi annoto il tipo di vino alla cantina, ci metto anche un parere, così proprio in occasione dei regali di Natale magari abbiamo bisogno di un'idea originale o vogliamo regalare un vino accompagnandolo con una piccola storia in più e questa potrebbe essere una buona idea o per chi è appassionato, insomma, da non dimenticare il taccuino con gli appunti. Tu sei brava, sei attenta, sei appassionata, no? E ormai dobbiamo anche un po' sdoganare, no? Il mondo del vino è come il mondo, cioè c'è chi ha più passione e chi va anche un po' per imparare. Quindi anche un dato per capire, noi parliamo sempre di questi benedetti dati, ma sono importanti. Pensate che del 100% solo un 10% è il cosiddetto appassionato, quello che magari ha fatto il corso, che è sommelier e quant'altro. Lo 90% è persone che vogliono vivere e imparare qualcosa. Quindi bellissima la tua idea, anche perché quando tu, no? Un po' ti conosco, quando tu magari motivi il regalo al tuo amico, alla tua famiglia, dicendo ti ho regalato questo vino perché mi ricorda qualcosa, è la parte emozionale e quindi se lo ricorderà sia quando lo riceve e quando soprattutto lo degusta. Esatto, non sarà solo una bottiglia data in mano così, ma una Bravissimo. spiegazione la rende sempre più ricca. Massimo, io ti ringrazio, è sempre piacevolissimo parlare con te, ci ritroveremo presto, ovviamente come sempre accanto a un bicchiere di buon vino del nostro territorio. Buon lavoro e buon San Martino in cantina, naturalmente. Grazie a voi, grazie a te, buon lavoro a te, è sempre un calice, è sempre ben accetto, anzi ti aspetto che sai che abbiamo la cantinetta nel nostro ufficio. Allora verrò a trovarvi prestissimo, ciao ragazzi e buon lavoro. Altrettanto saluto, buon lavoro. Non solo vino però a San Martino, Maria, perché si va anche in osteria e non ho fatto apposta a fare la rima, giuro. Beh, ma devo dire che con San Martino funzionano molto bene anche le rime e ovviamente in questo periodo ci possiamo lanciare anche così nella creatività e te ne faccio un'altra perché in osteria a San Martino zucca, castagne e buon vino e quindi ritorniamo sempre su questi appuntamenti ma ci tuffiamo in osteria con questa quarta edizione anche dell'appuntamento con San Martino in osteria che si terrà anche in questo fine settimana tra convivialità, tradizione e socialità e quindi andiamo a sentire direttamente i protagonisti, il presidente della Proloco Città di Udine Marco Zoratti, il presidente del Comitato Friulano Difesa Osteria Enzo Mancini e il vice sindaco di Udine Alessandro Venanzi per raccontare di questa edizione in queste interviste di Giulio Borghese. Andiamo a sentire di più perché è interessante. Io devo dire, avendo fatto anche l'oste per una ventina d'anni, che il piatto in assoluto che va di più mi sembrerà una cosa strana è provata il musetto, è seguito dal fricco con le patate e con la polentina naturalmente, ecco. Poi c'è il salame all'aceto, l'orzo e fagioli, poi c'è il fegato alla veneziana, le sarne in saor e via via dicendo, insomma, tutte cose nostre. C'è anche che va molto un piatto carnico che praticamente piace a tutti, che sono gnocchi di zucca e cialcions. Bene, la storia del nostro territorio, le osterie e le trattorie rappresentano la cultura, no? Enogastronomica del Friuli Venezia Giulia, ma in particolare anche della nostra città che ambisce a diventare il baricentro della gastronomia del Friuli Venezia Giulia, essendo collocata al centro delle città UNESCO, al centro tra San Daniele e le eccellenze del Coglio, e quindi riusciamo a vendere, veicolare una città che non solo è una grande opportunità turistica per il territorio, ma è anche una città che vuole incarnare l'essenza vera del Friuli Venezia Giulia, della nostra cultura e della nostra gente. Quest'anno a San Martino in Osteria sono 14 le osterie che hanno partecipato a questi incontri che si sviluppano in questo weekend. Abbiamo allargato e tendiamo ad allargare anche alla provincia in modo da avere una
una più ampia collaborazione. Ad esempio, con il Comune di San Daniele abbiamo già istituito da tempo una collaborazione per cui anche le osterie di San Daniele, ce ne sono un paio, aderiscono a questa sorta di promozione proprio enogastronomica che si riferisce ai cibi che si mangiano in questo periodo. Quindi le castagne, ovviamente il vino, la zucca, ed è una serie di incontri che è iniziata già qualche anno fa, e quindi siamo alla 5ª edizione con un successo e un gradimento sempre maggiore. Beh, sicuramente un appuntamento gustoso da non perdere in quel di Udine e dintorni, nel nostro bel Friuli. E parlando anche di ricette, che sono tantissime quelle che potete trovare in queste 14 osterie partecipanti, noi vi proponiamo invece la ricetta per questa estate di San Martino con i nostri ascoltatori. Abbiamo selezionato per voi la ricetta di Rosanna Rocco di Trieste, che ci scrive la sua versione del risotto all'uva fragola. Sapete, è un prodotto che si trova perfettamente in queste giornate di novembre. Per 4 persone vi serviranno circa 320 grammi di riso Carnaroli, una cipolla, 200-300 grammi di uva fragola già pulita, burro, un tomino, brodo vegetale e vino rosso. Andrete a rosolare la vostra cipolla direttamente in una pentola in un tegame ben capiente, fate tostare il vostro riso e sfumate a questo punto con il vino. Man mano poi lo lasciate evaporare il vino e man mano aggiungete il brodo già caldo. 5 minuti prima della fine della cottura aggiungete questo succo di uva che avrete realizzato centrifugando oppure tritando e passando l'uva fragola. Lasciate mantecare per un po' con il burro a fine cottura e poi impiattando aggiungete il tomino a pezzetti, lo lasciate sciogliere e impiattate il tutto in modo molto colorato, perché tra l'uva fragola con cui potete guarnire anche il vostro piatto e poi il tomino e questo riso che risulterà anche bello corposo, sicuramente il profumo non mancherà. Ti è piaciuta questa ricetta, Barbara? Sì, e tra l'altro l'uva fragola è sempre il protagonista di questi periodi, e poi vi consiglio anche questi abbinamenti originali, no? Con la frutta, che a volte ci stupiscono a sentirli, così magari non ci vengono in mente, in realtà sono molto molto buoni e vi stupiranno, e questa è proprio un'ottima idea. Bella ricetta. Noi invece continuiamo a scoprire gli eventi di questo periodo. Stavolta però siamo in Carinzia e c'è Nicole di My Sontag che appunto ci racconta di viaggi ma anche di appuntamenti enogastronomici da non perdere proprio da quelle parti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sabato sarà la festa di San Martino e anche qui in Carinzia viene festeggiata attraverso riti religiosi, ma quello che vi consiglio di non perdere è la 3ª edizione di Cantine Aperte in Carinzia. Un totale di 12 viticoltori nella regione vinicola della Carinzia aprono le loro cantine e offrono agli amanti del vino o interessati l'opportunità di dare un'occhiata dietro le quinte e conoscere alcuni dei 1000 vini prodotti qui, e le persone che con passione coltivano circa 130 ettari di uva per ottenere circa 500.000 litri di vino l'anno. Vi consiglio di aprire quindi la mente e i vostri sensi e venire a provare il vino carinziano durante la giornata delle cantine aperte. E sempre l'11 novembre, esattamente alle 11:11 minuti, si dà ufficialmente il via al carnevale austriaco chiamato Fasching. Per celebrare il Fasching le città organizzano sfilate, vivaci feste e spettacoli comici. Durante il Fasching si festeggia il matto, chiamato Narr in tedesco. Nel Medioevo il Fasching era un momento in cui la gente comune poteva esprimersi e persino rispondere ai propri governanti. Per rappresentare ciò, la gente comune creava un finto governo di 11 persone e questi finti governi creavano spettacoli satirici in modo che i cittadini comuni potessero esprimere liberamente le proprie opinioni sui loro governanti. Per assicurarsi che questi non venissero puniti, le persone si vestivano con costumi per nascondere la propria identità e queste tradizioni sono continuate oggi e i costumi sono ancora una parte fondamentale del Fasching e anche nel carnevale italiano. Il finto governo è continuato e continua sotto forma della Fasching Gilde che organizza gli eventi nominando ogni anno il proprio principe e principessa del Fasching. A Villach il Fasching è molto celebrato e ad esempio si può trovare una scultura in bronzo che rappresenta il matto del Fasching proprio vicino al fiume Drava.
Non appena inizia la stagione del fashion, nei negozi troverete le deliziose ciambelle e i vari dolciumi. Queste ciambelle si chiamano ovviamente Krapfen e sono tradizionalmente ripiene di marmellata di albicocche. Oltre ai cibi ricchi e fritti, è comune anche festeggiare con bevande alcoliche e bere grappa è una delle tradizioni preferite durante il fashion, così come la birra. I grandi festeggiamenti, comunque, anche se iniziano dall'11 novembre, saranno principalmente la settimana prima del mercoledì delle ceneri. Quasi ogni grande città austriaca ha il proprio richiamo dello sciocco, che viene pronunciato durante il fashion. A Villach, ad esempio, il grido è un orgoglioso lai lai che sentirete spesso pronunciare dai partecipanti e spettatori della sfilata del fashion. Per altri suggerimenti, consigli di viaggio ed eventi nella regione Alpe Adria, visitate il nostro sito www.mainsontag.at e Sontag sempre con 2N. Grazie mille. Grazie allora anche a Nicole. Beh, Maria, è molto interessante questa tradizione. Mi ha lasciato colpita anche, perché non sapevo che noi abbiamo iniziato da cantine aperte, ma ci siamo spostati a cantine aperte anche in Austria, quindi bello, carnevale praticamente. Bellissimo. Che però alla fine nelle figure ripercorre anche tanti carnevali che festeggiamo anche qui in Friuli Venezia Giulia. È bello anche ritrovarlo in questo periodo dell'anno. Tutto sommato però l'idea di fare i governanti per qualche giorno e poi mascherarsi per dire quello che si pensano, forse dovremmo riproporlo. Lanciamo l'idea. No? Che Via. ne pensi, Maria? Sì, io sono d'accordo. Allora, ma torniamo a parlare insomma anche di appuntamenti, perché presto ce ne andiamo a assaporare i formaggi del nostro territorio, cara Maria. E se parliamo di formaggi e di dintorni, ovviamente... Dove andiamo? Andiamo a Gemona, dove torna la kermesse enogastronomica che raggiunge il traguardo dei suoi 22 anni e lo farà per un intero fine settimana fino al 12 di novembre, a partire proprio da domani, nel centro storico di Gemona del Friuli, che diventerà il luogo di incontro per tutti gli amanti del formaggio. E poi ci saranno anche tanti eventi proprio per degustare questi prodotti e assaggiare tutte le specialità appunto di formaggi dei vari territori regionali ed italiani. Si potranno degustare prodotti tipici, apprezzare le specialità casearie anche delle regioni ospite, e poi ci sarà la festa del ringraziamento che segna proprio per tradizione, ne parlavamo anche prima, Maria ce lo raccontavi tu, la conclusione dell'anno agricolo, un po' quello che significa anche San Martino e la famosa estate di San Martino, organizzata dalla Proloco di Glemona in collaborazione con il comune di Gemona, con Coldiretti, l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, Slow Food e l'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Se siete appassionati di formaggi è un appuntamento che non dovete perdere, ma anche per grandi e piccini, perché ci sono veramente tantissimi appuntamenti in calendario davvero per tutti. Formaggi, ma non solo, c'è un altro prodotto tipico del Friuli di cui ci stai per parlare, Maria. Sì, perché questo fine settimana sono tantissimi gli appuntamenti, ma a Tramonti di Sopra c'è la festa della pitina IGP. La conoscete, questa polpetta di carne affumicata e speziata nata, dato che parliamo di origini, per conservare la carne nei mesi autunnali e invernali in zone tradizionalmente povere. Quindi una festa che coinvolge tutto il territorio della Val Tramontina, tantissimi produttori locali, regionali, nazionali e internazionali, che vi aspetta nella bella cornice di Tramonti di Sopra. Noi avevamo anche proposto una bella ricetta con la pitina e anche la polenta, perché è un ottimo abbinamento questo da fare, ma se volete scoprire di più, ovviamente saperne di più, potete andare direttamente in questo fine settimana a godervi questo appuntamento. Trovate anche tantissime informazioni sugli eventi in Friuli Venezia Giulia sul sito turismofvg.it, il portale che un po' vi porta anche a scoprire il nostro bel territorio tra passeggiate autunnali e veramente i luoghi da non perdere. E quindi supportiamo il nostro territorio, andiamo a viverlo a 360 gradi, perché non si conosce mai abbastanza, secondo me è davvero ancora tutto da scoprire, uno non ha mai visto tutto. Vero? È vero, non è impossibile, anche perché ci sono tantissime tradizioni, tanti prodotti, poi i periodi dell'anno in cui si va sono diversi, quindi insomma vale veramente la pena di scoprire che cosa abbiamo intorno quando insomma ci troviamo nel nostro territorio. Quindi organizziamo un bel tour, sì. Possiamo fare davvero tutto, e per questo fine settimana direi che il tour è organizzato e gli appuntamenti non mancano. Vero, Maria? E poi se volete qualche approfondimento in più trovate tutte le notizie anche sul nostro sito, podcast da riascoltare, video da rivedere, seguiteci sui social, la nostra pagina Facebook,
sul nostro profilo Instagram, su LinkedIn, insomma trovate tutto quello che vi può servire anche per vivere meglio il nostro Friuli Venezia Giulia. Noi con Radio Chef torniamo domani sempre alle 12:30, mi raccomando non mancate. Ciao a tutti, Ciao buon a tutti. pranzo.